Un acceso botta e risposta sui social tra il sindaco di Treviso Mario Conte e il presidente dell'associazione Furti in Corso Cristian Demma. Al centro il piano contro i furti messo in campo da Casugana. Poche ore dopo la presentazione alla stampa delle misure per contrastare una piaga sempre più diffusa nelle città, Demma sulla pagina Facebook del gruppo dà voce alle sue considerazioni, non certo legate, chiarisce oggi, al piano in sé. Posso solo che dire grazie che ci si dà da fare come comune e amministrazione, che è anche vero che è uno sempre dei primi che si dà da fare su questo, però effettivamente diciamo che nel contesto della presentazione, oggi come oggi, con la chiamiamola potenza che ha il gruppo di 19.000 persone, è giusto anche dargli uno spazio. Avremmo voluto poter contribuire alla realizzazione del piano, continua ancora Demma. Mi aspettavo che magari si potesse discutere prima assieme di questa situazione per potergli dare una mano e per fargli capire anche le esigenze dei cittadini, cioè vere e proprie, cosa chiedono, cosa vogliono, come si sentono soprattutto. Quindi era quello. Dal presidente di Furti in Corso poi una richiesta al sindaco Conte. Siamo sempre lì, con la porta aperta, perché io, come abbiamo fatto l'incontro già con lui e anche col comandante Gallo, per dargli la disponibilità, ci siamo ancora e vogliamo collaborare insieme. Ma Demma chiede anche a Conte, in qualità di presidente ANCI Veneto, di fare da intermediario con gli altri suoi colleghi sindaci. Conosce me, conosce l'associazione, conosce tutto e quindi diamoci tutti la mano e ci fa da testimonial nei vari comuni per rendere la città più sicura.